Siamo con Ivo Simonella, assessore all'ambiente del comune di Portogruaro. Si può fare secondo lei una sintesi di ciò che ha fatto l'assessorato all'ambiente in questi 4-5 anni? Sicuramente sì, devo dire prima di tutto comunque che abbiamo un aspetto importante da mettere in luce, che in questi 5 anni chi come noi spesso viene definito sinistra radicale con un termine dispregiativo, che secondo il mio punto di vista ha lavorato seriamente a Portogruaro senza creare polemiche, quindi cercando di costruire per la città e non come spesso si dice di lavorare solo contro. Mi ha fatto molto per Portogruaro, mi piace più quasi guardare avanti che non guardare indietro, però l'ultimo dato importante è proprio il lavoro sulla raccolta differenziata. Siamo arrivati a valori altissimi, ormai siamo sul 78%, al di là delle aspettative stesse di ASO, è stato molto prudente e c'è la possibilità che a fine anno i conti sulla TIA siano anche molto interessanti. Ecco, lei si offende giustamente se la definiscono che fa parte di una collezione di sinistra radicale, però togliamo il radicale, di sinistra sì. Ma sicuramente i Verdi sono collocati ben precisamente in questo momento, sono a sinistra del Partito Democratico e vogliono lavorare per costruire un futuro migliore per Portogruaro, in generale per una società che oggi vede nel consumismo il nemico più grosso. Noi vogliamo uno sviluppo, non mi piace, una sostenibilità del territorio che consenta di progredire senza consumare risorse e tenendo su l'economia.